benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Sequestrata, drogata e violentata nel Messinese una ragazzina di 14 anni è stata adescata da un trentenne che si è scoperto essere un abituale frequentatore di minorenni. L'uomo adesso è ai domiciliari. Brusca torna in libertà. Il capomafia pluriomicida azionò il telecomando che fece saltare in aria il giudice Falcone, la moglie e la scorta nella strage di Capaci. Ha scontato in tutto 25 anni di carcere. Lavori e caos sulla A19, Schifani accelera. Il presidente della regione annuncia disagi fino al 20 giugno, illustrato assieme ad ANAS il nuovo cronoprogramma dei cantieri. Scusaci se non ti abbiamo aiutato. A Catania ancora forte il dolore e la rabbia. Il giorno dopo i funerali di Santoré, il pasticcere accoltellato da un posseggiatore abusivo a Ognina. Spiare il telefono e i messaggi WhatsApp del proprio partner è reato, lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un ex marito condannato a Messina. Dalle baraccopoli alle case. A Messina un altro passo avanti verso il risanamento che punta ad eliminare il fenomeno delle baracche. 32 famiglie avranno un nuovo alloggio. Basket, il sogno scudetto di Trapani è finito. Granata sconfitti anche in gara 3 della semifinale contro Brescia. Bentrovati. Un 31enne è stato arrestato questa mattina con l'accusa di violenza sessuale su una 14enne. L'episodio è avvenuto in provincia di Messina. Anche una 13enne avrebbe confermato di aver subito molestie. Il giovane adesso è ai domiciliari. Francesco Triolo. Prima l'avrebbe attirata in un'abitazione isolata, poi costretta a fumare hashish e quindi l'aggressione con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una 14enne. È stato arrestato questa mattina all'alba un 31enne di Patti nel Messinese. Al giovane adesso ai domiciliari è stato contestato anche il reato di violenza privata. Secondo il racconto della giovanissima, l'indagata a novembre scorso l'aveva contattata sfruttando delle comuni frequentazioni, creando ad arte i presupposti per trovarsi da solo con lei e approfittando delle sue debolezze caratteriali e della notevole differenza di età, l'aveva attirato in una casa non abitata e la sua diretta disponibilità. Sempre secondo il racconto della vittima, l'indagato, dopo averla attirata ed aver chiuso a chiave la porta dell'abitazione, l'aveva indotta a fumare dell'hashish, così abbassando ulteriormente le sue difese, e aveva proceduto alla violenza nonostante le reiterate resistenze della stessa e pur nella piena consapevolezza della sua volontà contraria. Nel corso delle indagini anche un'altra giovane, una 13enne, ha confermato che l'uomo avrebbe tentato di abusare di lei. Il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, che coordina l'inchiesta, ha sottolineato come il 31enne era solito frequentare ragazze molto più piccole, comitive di 14 anni o 15 anni, per poi portarle nella sua casa al mare di Patti. Era, secondo la procura, il suo modus operandi per cercare di agganciare ragazze minorenni. Il boss Giovanni Brusca torna libero. Fu lui ad azionare il telecomando della strage di Capaci. A fine maggio ha concluso il periodo di libertà vigilata. In tutto ha scontato 25 anni di carcere. Giusy Lazzara. È libero Giovanni Brusca, il boia che ha premuto il telecomando a Capaci e fatto sciogliere nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino. A fine maggio sono trascorsi 4 anni di libertà vigilata, stabiliti dalla magistratura di sorveglianza. Era l'ultimo debito con la giustizia del boss di San Giuseppe Jato, responsabile di decine di omicidi e che dopo l'arresto e dopo un primo falso pentimento decise di collaborare con la giustizia. Brusca, killer feroce, aveva conquistato il rango di Scanna Cristiani. Il suo arresto nel 1996 nel Covo, in provincia di Agrigento, poi in carcere ha trascorso 25 anni. Non mancarono le polemiche, l'indignazione per la sua scarcerazione e la decisione di sottoporlo alla libertà vigilata. Adesso il boss, da uomo libero, continuerà a vivere lontano dalla Sicilia, sotto falsa identità, e resterà sottoposto al programma di protezione. In questi anni di collaborazione si è autoaccusato di oltre 150 omicidi. Adesso la liberazione, che nel suo caso, come previsto dalla legge, ha visto applicare i benefici previsti per i collaboratori affidabili. E si riapre una ferita per i familiari delle vittime. C'è poco da dire, la legge è questa, così Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Falcone, accoglie senza commentarla la notizia della scarcerazione definitiva.
Si dice amareggiata e indignata Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Falcone. Credo sia indegno che Brusca sia libero, dice. Aspetto che la società civile si faccia sentire. Noi familiari, da 33 anni, non sappiamo la verità. Il caos sulla A19, interventi urgenti di ANAS per ridurre i disagi, conferenza stampa a Palazzo d'Orléans, Schifani dal 20 giugno, situazione più fluida. Sarà istituita una doppia corsia sul cantiere di Casteldaccia. Marco Gullà. Evitare un nuovo 2 giugno è questo l'obiettivo di Regione e ANAS per far sì che la 19 Palermo-Catania sia percorribile eliminando i tappi legati ai cantieri su Bagheria e Casteldaccia che hanno creato code di traffico chilometriche in questi ultimi giorni, in particolare per la festa della Repubblica. Tripli turni di ANAS per ridurre i disagi nel medio e lungo periodo sono stati annunciati oggi in conferenza stampa a Palazzo d'Orléans. Entro il 20 giugno, inoltre, sul cantiere di Casteldaccia sarà attivata la doppia corsia in direzione Palermo. Avremo pochissimi cantieri, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di ANAS si ridurranno quasi tutti i cantieri, almeno del traffico estivo, proprio per alleviare la sofferenza dei turisti, dei cittadini che attraverseranno questa arteria strategica. Questo è anche un fatto molto importante, io ringrazio il dottor Gemme di questa disponibilità perché sennò sarebbe venuto un mezzo disastro. Sarà inoltre attivato un canale di comunicazione ad hoc per informare cittadini e utenti di ogni situazione specifica di traffico, cantieri e viabilità. Inizialmente, almeno fino al 20 giugno, ancora qualche disagio per la popolazione sul traffico, che però sarà risolto con una logica che abbiamo messo a punto in queste ore per modificare l'assetto stradale realizzando 2 corsie al posto di una. Saranno corsie più strette, avremo una sede di lavoro un pochino più sacrificata, ma sicuramente ridurremo i disagi. E a Catania è ancora forte il dolore e la rabbia. Il giorno dopo i funerali di Santoré, il pasticcere accoltellato da un posteggiatore abusivo a Ognina. Dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura arriva la decisione di rafforzare i controlli. Il prefetto Signoriello, le forze di polizia ci sono. Vediamo. La cattedrale di Catania ha accolto ieri il dolore della famiglia di Santoré, il pasticcere accoltellato a Ognina da un posteggiatore abusivo extracomunitario. Il silenzio spezzato dallo strazio della sorella. Eri il piccolo di casa. Quel giorno sei venuto da me sanguinante chiedendomi aiuto. Scusa se non sono riuscita a salvarti. C'è tanta rabbia, non si può accettare una morte così violenta, specchio di tutte le contraddizioni di Catania. E il vescovo Renna, diretto come sempre a dire che il sacrificio di santo non deve cadere nel vuoto riempito sempre più spesso da mani armate. Quella dei parcheggiatori e altro non è un'attività legale. Catania vuole risorgere e la misura in cui può risorgere è quella che bandisce le armi. Come si fa? Togliendole di mano ai bambini, e sappiamo che tanto male negli ultimi mesi è stato fatto da armi tenute in casa. E Catania vuole risorgere nella misura in cui aiuta tutti quanti a non vivere di espedienti. Nello stesso giorno dei funerali a Catania si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Una mappatura dei posteggiatori abusivi e più controllo del territorio come primi provvedimenti. Della sicurezza per quello che riguarda l'apporto che le forze di polizia possono dare in questo momento a Catania, diciamo che è significativo e ripeto, lo vediamo proprio dai dati sull'andamento delle fattispecie criminose che vanno riducendosi non per caso, ma perché evidentemente l'azione di contrasto e prevenzione da parte delle forze di polizia è continua. Chiedono giustizia per Santo i parenti per una morte ingiusta come tutte le morti violente. Cambiamo decisamente argomento. Si scrive accesso abusivo a sistema informatico, si legge vietato spiare i messaggi WhatsApp del proprio partner. È un reato e si può rischiare grosso, lo ha deciso la Cassazione, come ci racconta Orazio Longo. Se siete in possesso della password d'accesso al telefono o ai social di vostra moglie o del vostro fidanzato e volete utilizzarla senza il suo consenso specifico, o se mentre dorme tentate lo sblocco facciale avvicinando lo schermo al suo viso, oppure ancora decidete di premere il suo pollice o l'indice sul tasto del fingerprint per sbloccare il cellulare, fate molta attenzione perché non è affatto una buona idea. Anche se avete una precedente autorizzazione da parte dell'interessato o dell'interessata, il rischio è grosso, fino a 10 anni di carcere.
Lo ha stabilito la Cassazione, giudicando sul caso di 2 coniugi in vita di separazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'ex marito della donna, che era stato condannato dalla Corte d'Appello di Messina per avere prelevato chat da WhatsApp e registri di chiamate dai telefoni dell'ex moglie senza il suo consenso. L'uomo aveva estratto i dati da 2 cellulari, uno dei quali in uso alla donna, l'altro di lavoro poi scomparso, e li aveva consegnati al proprio avvocato per produrli come prova in giudizio, al fine di ottenere l'addebito della separazione. Secondo i giudici, i messaggi e le chiamate contenuti nei dispositivi sono tutelati come parte della sfera privata e riservata della persona. E questo anche con le applicazioni come WhatsApp, che devono essere considerate a tutti gli effetti sistemi informatici. Va da sé quindi che l'uomo abbia, scrivono i giudici, arbitrariamente invaso la sfera di riservatezza della moglie attraverso l'intrusione in un sistema applicativo che dovrebbe invece essere riservato al solo proprietario del mezzo. Il consenso temporaneo all'uso del telefono non elimina la responsabilità penale se viene superato il limite fissato dal proprietario del dispositivo. Adesso lo sapete. Un video promozionale per raccontare la Sicilia è il filmato realizzato dal regista Vicky Gitto, che racconterà la nostra isola all'Expo 2025 in corso di svolgimento a Osaka, in Giappone. Vediamo. Potrete viaggiare in giro per il mondo, ma solo in Sicilia troverete l'universo. Così inizia il video che vuole raccontare il patrimonio naturalistico isolano all'Expo di Osaka in Giappone. Una Sicilia in qualche modo inedita, da scoprire. Il filmato, realizzato per conto dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, è firmato da Vicky Gitto, uno dei pubblicitari più innovativi e visionari del panorama internazionale, fondatore dell'agenzia GB22 e rappresentante italiano del Cannes Lion Festival. A presentare l'anteprima a Palermo è stata l'assessore Savarino. È un racconto emozionante che parlerà delle nostre bellezze naturali. Sarà il bigliettino da visita della regione siciliana che questo assessorato porterà in giro per le esposizioni, le manifestazioni, i grandi eventi, a partire dalla prima vetrina più importante, che è quella di Osaka, dove sono previste oltre 28 milioni di presenze. Una Sicilia che va oltre i cliché, spiega il regista Gitto, con un racconto fatto da una giovane viaggiatrice che sulle immagini che scorrono racconta le bellezze di Trinacria, dalla riserva dello Zingaro alle saline di Trapani, l'oasi di Vendicari e l'Etna, grotte, isole, fiumi, faraglioni, la Scala dei Turchi e tanto altro ancora. Un percorso di valorizzazione che ha l'obiettivo di portare al 30% entro il 2030 la parte di territorio protetto in Sicilia. Solo se noi siciliani ci innamoriamo delle nostre bellezze naturali, impareremo anche ad apprezzarle di più e a farle conoscere al resto del mondo. A Messina prosegue il percorso di risanamento della città, consegnate le chiavi dei nuovi alloggi a 32 famiglie che vivevano nella baraccopoli di via Taormina. Francesco Triolo. Una nuova casa per 32 famiglie del rione Taormina, un nuovo inizio per chi viveva, sino a qualche tempo fa, nelle casette della zona sud di Messina. La consegna delle chiavi degli appartamenti a Palazzo Zanca è un gesto altamente simbolico per tanti abitanti, avvenuta alla presenza del subcommissario al risanamento Santi Trovato, del sindaco di Messina Federico Basile e del presidente di Arismè Fabrizio Gemelli. Consegnati anche i nuovi alloggi alle famiglie che risiedono nella via Quinto Ennio, destinata allo sbaraccamento non appena le operazioni di trasloco dei nuclei familiari saranno concluse. Non sono mancate lacrime di gioia ed applausi durante la cerimonia di consegna. Finalmente, dopo tanto, Giulia. 20 anni mi tocca questa piccola casetta, mi arrangerò. Una vita che ricomincia, diciamo, dalla pulizia, da una casa dignitosa, ecco. Una casa decente, insomma, che dopo 76 anni, quindi là c'era comodità, c'era un po' un disagio, tutto disagi c'erano. È un altro passo in avanti del percorso di sbaraccamento e risanamento avviato nel 2018 e che punta ad eliminare il fenomeno delle baracche, dando risposta a quanti finora hanno vissuto in grave disagio abitativo. Stiamo continuando un percorso che era già virtuoso, che era già iniziato negli anni precedenti. Continuiamo, speriamo di accelerare pure sull'acquisto di alloggi in modo da poter sbaraccare più velocemente altre aree. Un percorso che è iniziato, che non si ferma e che non solo continua ma deve essere accelerato. Il problema lo conosciamo tutti, non lo conosciamo dal 2018 ma da almeno 100 anni prima, solo che dal 2018 abbiamo preso, diciamo così, il toro dalle corna. A 2 anni dall'inizio del suo mandato, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha tracciato un bilancio delle attività svolte, evidenziando sia i progressi ottenuti che le sfide ancora aperte.
Stiamo mettendo una passione e un amore nella guida di questa città probabilmente inediti, ma chiaramente poi sono i risultati quelli che si devono vedere, che non sempre appartengono alle capacità di un'amministrazione, anzi qualcuno mi dice non è un problema nostro, tu sei stato eletto, devi risolvere qualunque inconveniente vi sia. Io non sono stato eletto per fare Dio né per fare il mago, quindi ho una forza limitata, ma rispetto a questa forza so che non potrò mai accampare come scusa il fatto di non riuscire a risolvere tutto. Allora ogni giorno proviamo a superare gli ostacoli che ci sono, ma per una strana peculiarità dell'amministrazione pubblica, ogni giorno che ci sediamo per risolvere un problema ne nascono altri 100. Io mi concentro sempre sulle cose che non vanno, non guardo quel che abbiamo conseguito di buono. Noi abbiamo consegnato tantissime opere alla città senza averle mai inaugurato, altre volte inaugurandolo ma non ci andavo io, proprio perché non voglio che il momento di consegna alla città sia il momento del sindaco, è la città che deve essere protagonista. È una città, come ha detto lei, stupenda, a col tempo estremamente difficile, dobbiamo collaborare soprattutto sui nostri concittadini, perché la pulizia, la cura, il rispetto di una città non possono certamente essere delegati solamente a chi la guida, ma devono essere una componente che deve mettere insieme tutti i cittadini, altrimenti non potremo mai migliorarla per come desideriamo. Rimaniamo a Catania perché salgono le temperature e aumenta il rischio incendi a San Giorgio e Librino. Abitazioni, scuole, parchi circondati da erbacce secche e basta poco per scatenare l'inferno. Tonino De Mano. Enormi cespugli secchi pronti a diventare e trasformarsi in inneschi pericolosi. Con l'aumento delle temperature aumenta il rischio incendi e sale la preoccupazione dei cittadini che ogni anno sono alle prese con l'emergenza incendi. Questa è l'attuale situazione sul viale Biagio Pecorino. SOS è già scattato a San Giorgio e Librino, dove vaste aree a ridosso delle abitazioni non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti. Perché ci sono tutte queste vegetazioni? Perché di botto può bruciare, anche brucia da sola. Può accendersi qualsiasi cosa e le case sono proprio attaccate, come vedete le case sono attaccate. Il territorio ricade sulla sesta municipalità ed è proprio il presidente Valenti a ricordare gli interventi fatti. So che recentemente è stato effettuato appunto un appalto per quanto riguarda le linee tagliafuoco che dovrebbe cominciare a breve. Linee tagliafuoco che però vengono fatte a giugno inoltrato, non è un po' tardi? Siamo sicuramente un po' in ritardo, non dimentichiamoci comunque che il Comune ha dovuto affrontare delle difficoltà economiche, ma sono certo riusciremo anche ad effettuare questo lavoro. Siamo a ridosso della chiesa della Resurrezione del Signore ed il parco giochi che vi mostriamo è quasi inaccessibile con le erbacce secche che invadono i sentieri rendendoli off limits. Situazione addirittura peggiore nel parco di Viale Nitta. Qui per 2 volte sono state messe a dimora migliaia di piante con fondi europei. Nel luglio 2024 tutte essiccate, nel novembre 2024 ripiantate, lo vedete. Le migliaia di piante che sono state nuovamente piantumate nell'area di Librino rischiano di incendiarsi, considerato che sono ormai coperte dalle erbe spontanee, e mi auguro che l'amministrazione possa intervenire in maniera celere per salvare questo progetto importantissimo per Librino, appunto. Nel giugno 2025 prossime nuovamente ad essiccare e ancor peggio di andare in fumo, per buona pace di chi da queste parti brucia soldi e speranze di rilancio. Ci spostiamo a Siracusa, il mercato storico di Ortigia attrae sempre più turisti e sempre meno siracusani. I commercianti chiedono interventi al sindaco, come ci racconta Francesco Loi. Salvate il mercato storico di Ortigia. L'appello rivolto all'amministrazione comunale arriva da chi qui ci lavora. Sindaco, assessore, fate qualcosa per questo mercato, salvatelo, perché è un peccato farlo chiudere. Dai, voi avete il potere e lo potete fare. Fino a qualche anno fa questa strada era piena di siracusani. Oggi invece ci sono loro, i turisti. I residenti non vengono più. I posti auto sono riservati soltanto a chi abita nel centro storico e gli autobus, che il comune ha potenziato, non bastano per portare più persone al mercato. Se una vecchietta di una certa età vuole venire qui a fare la spesa come faceva 30-40 anni fa, purtroppo non gli è più permesso. Molti problemi sono anche la pavimentazione, che siamo proprio dimenticati. La gente cade giornalmente, tutti i giorni cade qua al mercato. Con quello che si vende qui si sfamano centinaia di famiglie, ma se si guarda al futuro ci sono tutt'altro che certezze. Che futuro vedete? Allora, intanto il mio futuro non sarà questo. Io qua do solo una mano a mio padre.
però spero che non muoia mai il mercato in Ortigia. Il problema è sempre dell'amministrazione, secondo me, anche perché ha poco interesse per quanto riguarda questo mercato, almeno così fa pensare. E poi c'è il problema della sicurezza. Ci sono gli abusivi e non mancano i borseggiatori. La richiesta degli operatori quindi è più controlli, ma soprattutto più attenzioni per questo mercato, non solo a parole. Meno banconote in circolazione ma più falsi in giro. Anche in Sicilia cresce l'allerta per i biglietti contraffatti da 20 e 50 euro. Veronica Barbarino. Diminuiscono le banconote prodotte in Italia, ma aumentano i biglietti contraffatti. Accade anche in Sicilia e a lanciare l'allarme è il sindacato autonomo dei bancari, che mette in guardia cittadini ed esercenti dal rischio sempre più diffuso. I tagli preferiti dai falsari sono quelli da 20 e 50 euro, di uso comune. Ma come proteggersi dalle falsificazioni? Le possiamo individuare semplicemente guardandole in controluce, noteremo questa linea nera e poi un'immagine rappresentata con una finestra accanto. Quindi questi sono i simboli più identificativi di un 20 euro vero. Non solo toccare, guardare e muovere, c'è chi usa anche dei rilevatori di banconote false. In questo caso noi usiamo il pennarello. Se il segno lo lascia scuro, la banconota è falsa. Se invece il segno sarà giallo o trasparente, la banconota è valida. Le banconote false scoperte sono oltre 120.000, in aumento dunque rispetto agli anni scorsi. Un problema anche per il consumatore, che però ha tra gli strumenti a suo favore la possibilità di pagare attraverso l'utilizzo del POS. Qui non è mai successo, probabilmente perché molti dei nostri clienti utilizzano pagare con il POS. Sono utili accorgimenti per un messaggio chiaro: non abbassare la guardia. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il basket, playoff scudetto, Trapani perde anche gara 3 e sfuma il sogno tricolore. Al Pala Leonessa finisce 92-86 per Brescia. Per i siciliani cala il sipario su una stagione comunque straordinaria. Franco Cammarasana. Ci ha provato la Trapani Shark a fare l'impresa, ma non ci è riuscita. È finita 93-86 la gara 3 della semifinale scudetto, risultato che consegna alla Germani Brescia, che aveva vinto le 2 precedenti gare, la prima partecipazione della sua storia ad una finale per lo scudetto tricolore. La Trapani Shark ha disputato nel complesso una buona partita, più di una volta ha messo il naso avanti nel punteggio, ma le troppe palle perse, l'aver concesso ben 50 tiri liberi e la scarsa percentuale nel tiro da fuori ne hanno determinato l'uscita di scena. La delusione per l'esito della semifinale scudetto però non sminuisce i meriti della squadra granata, che da neopromossa è stata una delle protagoniste della Serie A1, chiudendo la stagione regolare al secondo posto in classifica alle spalle della Virtus Bologna. Ci fermiamo ancora per una pausa, torniamo tra poco. Oggi pomeriggio Piazza Franco Battiato al lungomare di Catania ha ospitato le celebrazioni del 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alla presenza delle autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, il comandante provinciale Altavilla ha raccontato gli importanti risultati operativi conseguiti dall'Arma sul territorio della provincia etnea, procedendo alla consegna delle ricompense ai carabinieri distintisi in operazioni di servizio. Questo era l'ultimo nostro servizio, non ci sono aggiornamenti, vi auguro una buona serata, arrivederci.